Appuntamenti in agenda per domenica 8 ottobre. Chiavari ospita il mercatino dell'antiquariato. Le bancarelle saranno allestite nel centro storico dalle 8 alle 20. È aperto il Museo Diocesano di Arte Sacra in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. L'orario di apertura dalle 10 alle 12. Alle 10 a Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure, si tiene la cerimonia di consegna del Premio Internazionale di Giornalismo. Ospite il giornalista Marco Frittella. Il Museo Archeologico Nazionale di Chiavari, con Apriti Museo, invita a partecipare alla Giornata Nazionale delle Famiglie al museo. Dalle 10:30 il laboratorio con l'argilla, prendendo spunto dalle testimonianze lasciate dai liguri tigulli. Prescrizione, l'ennesima ingiustizia è il tema del convegno in programma a Genova Certosa, un'occasione per affrontare il tema di attualità legato al processo sul Ponte Morandi e non solo. Lavori al via nella casa di Certosa dalle 10:30. Weekend del dono in Piazza della Vittoria a Casarza Ligure con lo screening gratuito del diabete. Alle 11:30 l'incontro con Emanuela Imprescia, presidente ADMO Alto Adige Sud Tirol. Nel pomeriggio alle 17:30 quello con Giuliano Bottino, chirurgo di trapianti al San Martino di Genova. L'iniziativa è a cura del Lions Club Sestri Levante. 3 iniziative per il Book Pride 2023 a Genova. Nella sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale alle 12:30 progettare le strutture sanitarie, nuovi paradigmi per pandemie ed emergenze. Nel pomeriggio alle 14:30 nella sala Liguria presentazione del libro Ho messo gli stivali gialli, appunto da un viaggio che non volevamo fare di Anna Solaro. Alle 17:30 nella sala del Maggior Consiglio, sempre a Palazzo Ducale, l'incontro sul tema Punto e a capo, storia ed evoluzione di mafia e antimafia in Liguria, con l'intervento di Don Luigi Ciotti. L'Associazione Bambini di Malika propone un torneo di minigolf per principianti. L'iniziativa a partire dalle 15 al minigolf di Rapallo. In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, al Musel di Sestri Levante alle 15 laboratorio didattico dedicato ai bambini tra i 5 e i 12 anni. Un gioco a squadre capitanato dall'archeologa con quiz per scoprire le curiosità sull'epoca romana in Liguria. A Gattorna di Mocconesi, la Mecca, il primo museo del videogioco in Italia, festeggia il suo 11° compleanno con torta, brindisi per tutti e tante iniziative per grandi e piccoli. La giornata si svolge dalle 15:30 alle 19:30. Per tutti i presenti, brindisi e torta a partire dalle 17:30 con anche una lotteria di sostegno. Festa di inizio anno per l'Oratorio del Mato Grosso, nell'Orto della Carità sulla Piana dell'Entella, a Lavagna, dalle 16 alle 20, giochi e attività e spettacolo di mangiafuoco per bambini dalla seconda elementare alla terza media. Alle 17:45 è previsto un momento conclusivo con la merenda, condivisa insieme ai genitori, e alle 19:30 lo spettacolo per tutti con Lumi il Drago Bianco. Appuntamenti in agenda per lunedì 9 ottobre. Riapre l'area picnic nell'Auditorium dei Filippini della parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari. Dalle 12:30 alle 15 uno spazio per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dove poter consumare il proprio pasto al coperto. Per i corsi di cultura a Chiavari, nella sala Livellara di Via del Pino, alle 16:15 il docente Antonio Balsamo terrà una lezione di psicologia su il counseling. Appuntamento con Fantasticamente, letture per bambini e famiglie sul tema Ottobre con letture d'autunno, alle 17 alla Biblioteca del Mare di Riva Trigoso a Sestri Levante.